Ci troviamo allo Stadio Friuli e il match di quest'oggi è Udinese-Napoli. Parliamo quindi di un match d'élite, due squadre a confronto che giocano un gran calcio. Alle mie spalle però c'è la cucina che ci attende perché il confronto sarà anche fra due cucine particolari, quella partenopea e quella proprio del Friuli Venezia Giulia. A voi invece una dritta: se volete partecipare al campionato italiano del gusto andate a visitare il web quiz su Facebook del sito turismofvg.it. Cliccate, partecipate, vincete e potete essere anche voi giudici di questa gara gastronomica. Però adesso andiamo in cucina che ci aspettano. Lui arriva da una delle città più solari e più passionali d'Italia, la città partenopea, la città del mare, Napoli. Siamo con Alessandro Teo del ristorante Umberto. Alessandro, che formazione schieri oggi nel tuo piatto? Ma la mia formazione senza dubbio è un 3-5-2, con gli esterni molto larghi pronti ad attaccare verso il centro. Un baccalà su vellutata di cicerchie, accompagnato con una polvere di liquirizia e accompagnato poi da un olio DOP campano che è quello di Terra dei Monaci. La mise en place come viene fatta, Alessandro? Beh, la mise en place è abbastanza semplice. Noi qui abbiamo già preparato a casa la vellutata di cicerchie, in quanto è una preparazione abbastanza lunga. Qui non ci resterà altro che cuocere il baccalà e rigenerare la vellutata. La polvere di liquirizia la facciamo noi in quanto acquistiamo la liquirizia pura, però diciamo la scelta del baccalà non è stata casuale, in quanto so che è un piatto abbastanza diffuso in tutta Italia, quindi ho preferito partecipare con un piatto conosciuto piuttosto che con un prodotto di nicchia esclusivamente partenopeo. Adesso abbiamo visto la formazione partenopea, andiamo a scoprire invece la formazione dell'Udinese. Lui invece difende i colori dell'Udinese, Roberto Gruden, casa della contadinanza, Castello di Udine. Insomma, Roberto, la tua formazione? La formazione è un 6-1-1 con un rinforzo d'attacco, perché per il Napoli ci vuole un rinforzo questa volta. Beh, sai, arriva la seconda in classifica, quindi importante, no? È una squadra importante, una cultura non indifferente, li ospitiamo però sono sempre temibili e quindi bisogna stare attenti. La tattica, quindi gli ingredienti del piatto? Gli ingredienti sono molto semplici, partiamo dalla patata, partiamo dal pesce, quindi il brodetto di pesce, la polenta che non può mancare, questa volta l'abbiamo fatta nera di seppia perché il bianco e il nero ci stava oggi come portafortuna, e non poteva mancare l'olio extravergine del Carso del Trieste DOP. Beh, ma anche tu giochi per vincere, quindi? Ma l'impegno è quello, partecipare è bello, però vincere è sempre una cosa gratificante. Beh, Roberto, grazie mille. Le formazioni le abbiamo sentite, adesso non ci resta che andare a sentire invece le due tattiche con i due coach. Venite. Coach del Napoli, Salvatore Trinchillo, presidente FIPE proprio di Napoli. Insomma, Salvatore, formazione d'attacco, necessità dei punti, ma soprattutto molto variegata, no? Innanzitutto vincere, e poi una formazione all'attacco e soprattutto l'occasione per far vedere i prodotti tipici della città napoletana. Ci sono innanzitutto le cicerchie, che sono un legume tipico campano che abbiamo voluto valorizzare e abbiamo voluto mettere in evidenza perché sono i prodotti tipici della terra. C'è il baccalà, che è un prodotto italiano usato in tutta Italia ma che a Napoli è molto consumato, e c'è un tocco che è la liquirizia calabra, che era anche un modo per dire che Napoli, essendo una città ospitale, usa i suoi prodotti ma valorizza i prodotti di altre regioni. Coach dell'Udinese invece Nevio Toneato del Consorzio del Montasio. Nevio, insomma, la strategia e la tattica della ricetta dell'Udinese. La nostra tattica sarà giocare a tutto campo, prenderemo tutto il campo del Friuli Venezia Giulia, partiamo da Trieste che è una città mitteleuropea ricca di storia, e da lì noi ci prenderemo il brodetto fatto con i pesci del Golfo di Trieste e anche un po' della laguna, e per cui andiamo anche nella laguna di Grado, Marano e Lignano, e lì ci prenderemo anche un po' di nero di seppia. Con questo nero di seppia ci condiremo la polenta che viene dalla Carnia, la Carnia che è la nostra zona per eccellenza, per cui siamo passati dal mare, dalle spiagge, da Grado, da Lignano, alla montagna che vuol dire Montasio, vuol dire Comeglians, vuol dire tutta la zona, diciamo così, che ci porta ad elevare il nostro spirito, il nostro passeggiare. Infine arriveremo alle patate, la patata di Godia di Udine, per cui arriveremo al centro del Friuli, e qui Udine fa la sua bella figura con un prodotto tipico
che verrà servito in un modo molto strano, in un tubetto di dentifricio. Sembrerà un qualcosa per fare l'assist al piatto e cercheremo con questo di vincere la nostra sfida. Quindi a noi non resta quindi che verificare chi sarà il vincitore di questo match. Finalmente una grazia del Friuli Venezia Giulia, Elsa Martin, nota cantante ormai consolidata, brava, che rispecchia anche il terroir, la Carnia. Elsa, insomma, ti sei divertita, la partita è stata piacevole, ma chi ha vinto e com'è andata secondo te la partita? Dunque, ha vinto la cucina napoletana, quindi questa speciale vellutata di cicerchie col baccalà. Era molto difficile esprimere un giudizio. Due piatti completamente diversi, alla fine secondo me ha prevalso la semplicità e immediatezza della portata. Elsa, io ti ringrazio, saluto anche voi telespettatori da questo match sicuramente entusiasmante e vi do appuntamento come sempre alla prossima partita. Ciao! Ciao!